Qualcuno diceva una volta whisky, quando andavano a Cortina, no? Dicevano whisky, sole, pole position. Noi diciamo abbazia di Rosazzo, un buon toscano, un buon bicchiere di vino e sei subito in pole position. Vogliamo presentare quest'oggi Franco Piani che si candida alle elezioni di Udine per una ragione del collegio di Manzano. Allora voglio chiederti subito così, tu che sei un manzanese, badiese diciamo, no, perché insomma sa cosa vuol dire questo termine, volevo chiederti insomma, ma chi l'ha fatto fare? Beh, diciamo che oltre a essere dog vivo e sono nato a Rosazzo di Manzano. Diciamo che ho una breve esperienza politica vissuta 6 mesi fa, che non ritengo giusto dire il nome. Mi sono incontrato con Franco Bandelli, che è il presidente candidato alla regione, in cui mi ha formalizzato, mi ha fatto una proposta dicendo che avrei potuto rappresentarlo in provincia, nella circoscrizione di Manzano, San Giovanni e Butrio, e se ero disponibile. Ci ho pensato 24 ore e ho detto sì, forse era il caso di rappresentarlo, in quanto i partiti tradizionali, e sono PD e PDL, non hanno saputo fare niente di quello che... Ma perché, scusa, permettimi una curiosità, noi ci scambiamo così il microfono a mano, volevo chiederti perché il PD e il PDL in particolare non hanno fatto niente, ma comunque anche quelli che supportavano le coalizioni non hanno fatto niente per questa zona. Non hanno fatto niente, a mio avviso, perché purtroppo i vertici è difficile smontarli. È difficile, che hanno avuto diverse possibilità, sia prima la destra che anche la sinistra, e anche con Monti non hanno saputo dare quell'innovazione, chiamiamole innovazioni, chiamiamole quelle... Con la spinta in più per far bene per questa zona. No? Sì, per poter vedere qualche cambiamento sostanziale, un cambiamento che va vissuto in mezzo alla gente che lavora, perché la gente che lavora oggi si sente tradita e scontenta di questa politica tradizionale. E io sono convinto che un movimento come Grillo, dopo tutto, e come noi, possiamo dare quell'effetto, quella svolta necessaria a una provincia come quella di Udine e una regione come il Friuli Venezia Giulia. Ma senti una cosa, non è che le province oggi come oggi sono superate? Possono essere superate nel momento in cui, io dico, diventano insignificanti sotto il profilo della gestione. Va dato un ruolo diverso alla provincia, va dato un ruolo che importante, che possa dare una svolta alla zona, perché il Friuli vive di situazioni molto diverse una dall'altra, per cui se gli diamo un ruolo, come si può dire, Di peso, primario, particolare? sì, primario, può avere i suoi benefici. Dunque è una provincia secondo te che deve usufruire dell'aspetto della regione per quanto riguarda le necessità del territorio? Certo, l'importante è che i ruoli non vengano sopra... Ci deve essere una sorta di federalismo delocalizzato, così diciamo, per dare più input a quello che sono le necessità. Cioè la provincia deve essere una sorta di trade union tra la regione e il comune? Sì, potrebbe essere anche di collegamento, però avere un ruolo specifico. Cioè, se noi per esempio nel riciclaggio potrebbe essere fondamentale, perché chiaramente ogni zona ha le sue caratteristiche, avendo delle caratteristiche diverse, il Friuli Venezia Giulia, e volendo mantenere quell'autonomia che ci fregiamo di avere, che però molte volte i conti non tornano, basta vedere Un classico italiano. sì, classico, basta vedere la terza corsia. La terza corsia, a mio avviso, il Friuli non deve garantire l'Italia, perché i benefici ne usufruiscono tutti, non solo il Friuli Venezia Giulia. Per cui... Ma il manzanese, toglimi una curiosità, principalmente di cosa ha bisogno? Beh, innanzitutto di strutture, quelle strutture che oggi anche la sinistra
dice che non servono più, però senza strutture non si può avviare un rinnovamento. Ecco, un rinnovamento che fino adesso non si è fatto, questa è la realtà dei fatti. Certo che oggi è difficile, però se non si inizia non si... Ma perché non si è fatto? Forse perché non c'erano le persone giuste, forse perché non c'era l'intelligenza, forse perché è mancato quello spirito innovativo che serviva a dare rilancio a questo territorio, o solo perché fino adesso si è solo parlato? Probabilmente i soldi venivano girati in altri ambienti, in altre situazioni e noi ci siamo dimenticati, cioè non abbiamo avuto la vista lunga, non abbiamo pensato al futuro, ma abbiamo pensato solo all'oggi e non al domani. Ecco, questa ripresa è in bianco e nero perché vogliamo riportare un po' i tempi passati e far capire meglio alla gente cosa vuol dire anche fare comunicazione e nel 2013 capire che cosa non si è fatto per il distretto della Sedia. Però permettimi una curiosità, chi te l'ha fatto fare a candidarti? Beh, innanzitutto se io mi sono candidato è perché ho sempre in cuor mio una passione per la politica, però una politica in cui mi è sempre piaciuto il confronto, non tanto la sedia, perché a 55 anni non ho bisogno di nessuna sedia, però confrontarmi col potere politico, anzi con quello più grosso di me, mi stimola e mi appassiona ancora di più. Senti, mancano pochi giorni alle elezioni, dai il tuo messaggio, ripeto, messaggio gratuito, autogestito da Franco Piani, il tuo messaggio per quanto riguarda il voto utile da dare il 21 e il 22 di aprile per quanto riguarda le elezioni provinciali a Udine. È chiaro che non usciremo vincenti, è chiaro che non siamo qua per amministrare la provincia, però se prenderemo una buona percentuale, una consistente percentuale, potremo sederci nel futuro a tavola e discuterne con chi il potere ce l'ha già da troppi anni. Senti, ma si può fare? Si può, basta che la gente condivida il mio slogan che ho sempre dato, sono con gli scontenti della solita politica. Non resta che dirti auguri. Scusa, Ho detto, non resta che dirti auguri. grazie e speriamo solamente che questa percentuale che io mi immagino di avere possa essere sufficiente per poter sedersi ai tavoli con chi il potere ce l'ha. Insomma, queste sono le parole, gentili amici, di Franco Piani per quanto riguarda il collegio di Manzano per le elezioni della provincia di Udine. 2013, trasmissione in bianco e nero. Oddio, secondo me i titoli di coda per quanto riguarda quest'area del Manzanese in particolare sono già iniziati da tempo. La grande sedia scricchiola, si ode benissimo il rumore. Ci auguriamo che dalle urne esca qualcosa di concreto, ma alla fine chi potrà capirà? Questa è la domanda che poniamo a chi sta nel palazzo, perché noi siamo il quarto potere, come tali sovraintenderemo, ma soprattutto sorveglieremo quelli che dopo il 22 di aprile siederanno nei banchi di Palazzo Belgrado e come sempre non le mandiamo a dire a nessuno. Alla prossima!